Signore e signori, a nome dell'Università di Udine vi do il benvenuto a questo incontro interdisciplinare dedicato al tema dell'informazione, che è parte del Festival Collegamenti. Io mi chiamo Sandro Sozzo, e da pochi mesi sono professore associato di Logica e Filosofia della Scienza presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale di questa università. Sono recentemente rientrato in Italia dopo un'esperienza accademica di 9 anni trascorsi nel Regno Unito. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, sandro.sozzo, il resto è quello che già conoscete. Nel caso in cui aveste voglia di proseguire la conversazione iniziata in questa sede, sentitevi liberi di iscrivermi e sarò molto lieto di rispondere alle vostre domande. In questa breve introduzione la mia intenzione era quella di provare a dare una definizione della nozione di informazione e a tratteggiare alcune delle sue possibili declinazioni in ambito scientifico. Poi passerò la parola ai miei colleghi, i quali vi offriranno 3 prospettive indipendenti e interessanti sul modo in cui la nozione di informazione viene applicata nei loro ambiti di ricerca. E parlando invece della mia ricerca, solo per 30 secondi, vi dico che io sono un fisico teorico di formazione e mi occupo in modo prevalentemente tecnico dei fondamenti delle scienze naturali, soprattutto delle teorie fisiche, e delle scienze cognitive. E recentemente il mio campo di indagine si sta allargando alle scienze informatiche. E qualche anno fa ho fondato un centro di ricerca il cui nome è appealing, diciamo così, Center for Quantum Social and Cognitive Science, il quale ha sede presso la Memorial University in Canada. Se siete curiosi, provate a dare un'occhiata alla pagina web del centro e vedrete un po', avrete un po' di informazioni sulle attività, sulle nostre attività. Dunque, parliamo di informazione. Negli ultimi 60 anni le ICT, che è l'acronimo per Information and Communication Technologies, si sono evolute al punto tale che oggi le società più avanzate dipendono più da beni intangibili basati sull'informazione che da beni materiali. E uno dei massimi esperti mondiali di filosofia dell'informazione è un italiano, Luciano Floridi, e ritiene che viviamo all'interno di una autentica rivoluzione scientifica, perché le ICT non solo stanno modificando la nostra comprensione del mondo esterno, ma anche la concezione di chi siamo. Cioè un processo che Floridi chiama di riontologizzazione, con tutte le conseguenze che questo comporta sul piano etico e sociale. Informazione. Sappiamo fare molte cose con l'informazione, no? La sappiamo raccogliere, produrre, la sappiamo immagazzinare, trasmettere, manipolare, no? La computazione non è altro che una forma di manipolazione dell'informazione. La sappiamo cancellare. Ecco, quello che ci riesce meno bene fare è darne una definizione unitaria che renda conto della sua natura multiforme. Allora, proviamo a darla una definizione. Io sono andato a cercare quella presente sulla Treccani. Se la leggete, dice molto, no? Anche qui, su come si usa l'informazione. Non è, come direbbe un tecnico, un'informazione operativa, una definizione operativa. Allora, in letteratura si ricorre, soprattutto negli ultimi decenni, a questa definizione. Informazione è dati e significato. Cioè l'informazione è costituita da dati, di qualunque natura essi possano essere, okay? Poi li dobbiamo mettere insieme in modo corretto, secondo regole precise, che di genere dipendono dal sistema, codice, linguaggio che decidiamo di usare. E poi devono rispettare di questo sistema, codice o linguaggio il significato.
anche questa non è che sia una definizione, è ancora una definizione generale, però si presta bene a essere particolarizzata a specifici ambiti. Okay? Quando viene applicata ad aree particolari può essere utilizzata sempre questa definizione. Quindi parleremo di informazione matematica quando vorremmo mettere in evidenza gli aspetti quantificabili dell'informazione, per esempio le sue connessioni con l'incertezza e tramite l'incertezza con la teoria della probabilità. Informazione biologica. Beh, parliamo di informazione biologica quando ci riferiamo o all'informazione genetica trasmessa tramite il DNA o all'informazione neurale. No? Noi in questo momento stiamo scambiando informazione attraverso processi percettivi, neurofisiologici e comunicativi. L'informazione ha valore economico, che può essere quantificato tra l'altro, e chiunque la possieda cerca di proteggerla. Pensate alla proprietà intellettuale, all'insider trading per esempio, no? Pensate all'informazione militare che di solito viene crittografata. E poi c'è una forma di informazione, e questo è il mio punto di vista, che tratto per ultima perché per me è la più importante, cioè l'informazione fisica, semplicemente perché l'informazione deve essere immagazzinata, trasmessa e manipolata con mezzi fisici. Quindi, in definitiva, le nozioni di informazione e di computazione devono essere formulate all'interno di una teoria fisica. E di solito facciamo riferimento a due teorie fisiche. Una è la fisica classica, che è alla base dell'informazione e della computazione classica, sostanzialmente quella che usiamo nei nostri computer ogni giorno. E poi c'è l'informazione, e poi l'altra teoria fisica è la meccanica quantistica, che invece è alla base delle emergenti informazione e computazione quantistica. La fisica classica è la fisica che apprendiamo al liceo sostanzialmente, no? Quella che si studia nelle scuole superiori, è la teoria che descrive il comportamento dei sistemi della nostra esperienza quotidiana. Ed è alla base della computazione classica, la quale manipola l'informazione contenuta nello stato del più semplice sistema classico, che è quello che si chiama bit, no? Binary digit. Cioè un sistema che si può trovare solamente in due stati distinti, che di solito associamo ai simboli 0 e 1 della numerazione binaria. Poi lo possiamo implementare su un sistema fisico, su un circuito che può essere ad alto o a basso voltaggio, o un nastro che può essere magnetizzato o non magnetizzato, un interruttore acceso o spento, eccetera. Allora, i nostri computer, risolvono determinati problemi mediante procedure automatiche che chiamiamo algoritmi. Ci sono però dei problemi che sono più difficili di altri da risolvere e quindi alcuni algoritmi che richiedono più tempo e risorse di altri. Prendiamo questo numero, 29.083, domanda, scomponiamolo nel prodotto di due numeri primi. Mi direte, è difficile, ci vuole un po' di tempo per fare il conto. Lo possiamo fare, no? Dobbiamo prendere tutti i numeri primi che stanno sotto, dividere questo, vedere se dà il resto, eccetera. Ecco, un computer classico la pensa allo stesso modo. Cioè, non esiste alcun algoritmo classico che consenta di risolvere velocemente il problema della fattorizzazione. Questo problema qui, soprattutto quando il numero di cifre del numero dato diventa molto grande. Ecco perché vi parlavo della meccanica quantistica. La meccanica quantistica invece è una teoria che oggi viene considerata universale, cioè una teoria che si applica con successo a ogni scala concepibile, cioè dalle scale microscopiche alle scale cosmologiche.
La computazione quantistica, che è una disciplina emergente, non fa altro che manipolare l'informazione contenuta nello stato del più semplice sistema quantistico, che in analogia con il bit viene chiamato qubit, cioè quantum bit. Cioè è un sistema quantistico che può trovarsi in due stati distinti. Il fatto è che, a differenza del caso classico, noi possiamo giocare un po' di più con gli stati di un sistema quantistico. Li possiamo sovrapporre, per esempio, cosa che non possiamo fare con gli stati di un sistema classico. Li possiamo intrecciare, no? Il termine tecnico è entanglare, no? E quindi queste peculiarità rendono l'informazione quantistica, cioè l'informazione contenuta nello stato di un sistema descritto dalla meccanica quantistica, profondamente diversa dall'informazione classica. 1994, un matematico americano che oggi è all'MIT, Peter Shor, allora era ai Bell Laboratories, credo, elabora un algoritmo quantistico, cioè che sfrutta le proprietà dei sistemi quantistici, che risolve il problema della fattorizzazione più velocemente, io direi molto più velocemente, un informatico direbbe esponenzialmente più velocemente, di qualsiasi algoritmo classico. E questo ha delle conseguenze incredibili sul piano sociale, sul piano economico, sul piano finanziario. Perché? Perché il problema della fattorizzazione è un problema molto difficile da risolvere per un problema classico, per un computer classico, tanto che i principali metodi crittografici si basano proprio sulla difficoltà che un computer classico ha a fattorizzare grandi numeri. Invece, questo ci riesce. E questo ha determinato uno speed up, no? Un'accelerazione nella ricerca teorica volta alla realizzazione del primo computer quantistico, che infatti è stato realizzato nel 2000 in laboratorio nei Los Angeles National Laboratories. Meno di 20 anni dopo, l'IBM ha lanciato IBM Q-System One, che è il suo primo computer quantistico commerciale. Ora, ci sono difficoltà tecniche nella realizzazione di un computer quantistico su larga scala, questo è certo. Si sta lavorando però e probabilmente dovremo attendere tra 1 e 2 decenni prima di averne a disposizione, anche se questo è un po' imprevedibile, pensate alla computazione classica, no? E quello che vi volevo dire è questo, e chiudo col mio personalissimo punto di vista, cioè la computazione e l'informazione quantistica credo che porteranno a una rivoluzione concettuale e tecnologica che è di portata anche superiore rispetto a quella della rivoluzione digitale in cui viviamo adesso. Ok, adesso mi muto e invece passo la parola ai miei 3 colleghi, a cominciare dalla professoressa Carla Piazza, che è professore ordinario di informatica presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. La professoressa Piazza ci parlerà degli aspetti quantitativi dell'informazione e la sua connessione con le nozioni di entropia e probabilità. Tratteremo poi la nozione di sicurezza informatica e vedremo le novità introdotte da un approccio quantistico alla probabilità e all'informazione. Quindi sarà la volta del professor Michele Morgante, che è professore ordinario di genetica presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali ed Animali, che invece tratterà in dettaglio l'informazione genetica e in particolare i meccanismi che portano alla trasmissione di questo tipo di informazione negli organismi viventi complessi. Quindi ci parlerà di replicazione del DNA, mutazioni, ridondanza, insomma gli aspetti informazionali della genetica. Infine sarà la volta della professoressa Claudia Di Sciacca, che è professore ordinario di filologia germanica presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, la quale invece tratterà di alcuni aspetti relativi alle modalità di produzione, trasmissione e fruizione dell'informazione contemporanea, cercando di delineare il ruolo che una disciplina come la filologia può avere in una media education, cioè una formazione civica a un uso più consapevole dei media. Grazie mille. Prego. Buonasera, sono la professoressa Piazza e appena partono
le slide, eccoci qua. Sono stati dati alcuni spunti estremamente interessanti dal professor Sozzo che mi ha preceduto e io tratterò solo alcuni di questi perché non abbiamo tutto il tempo, poi eventualmente ci mettiamo d'accordo per altri seminari di questo tipo. Quindi parlerò di informazione nel contesto informatico, della nozione anche di ambiente, di comportamento, partendo dal caso classico e dando anche qualche spunto relativamente al caso quantistico. E l'idea è proprio quella di farvi ritrovare il significato formale di questi termini che ho messo qui, informazione, ambiente, comportamento, che hanno una controparte in informatica, nella teoria dell'informazione, e farvi ritrovare che alcune affermazioni e luoghi comuni che sentiamo, in effetti, hanno un senso da questo punto di vista. Allora, non abbiamo il tempo per parlare degli aspetti di computazione e non entrerò tanto neanche nel dettaglio degli aspetti di semantica di cui avete sentito qualche cenno prima. Mi atterrò al minimo sindacale, cioè alla nozione di informazione in informatica come messaggio. Un messaggio che può essere interpretato in vari modi, degli appunti, una mail, un messaggio che è arrivato in una bottiglia, messaggino sul cellulare, ma anche un messaggio che viene trasmesso a tante persone contemporaneamente, come può essere un messaggio radiofonico o un messaggio televisivo. Quindi concentriamoci su questa nozione di base, il messaggio. E il messaggio che cos'è? Lo abbiamo sentito anche prima, è una sequenza di caratteri che hanno un qualche significato se correttamente interpretati. Quindi domani è domenica, un'altra misteriosa scritta in chissà quale linguaggio, una sequenza di numeri che alcuni potranno riconoscere. Poi ho messo anche una sequenza di zeri e uni, perché come è stato detto prima, all'interno del calcolatore tutti questi messaggi diventano una sequenza di zeri e uni, quindi le lettere che compongono la frase domani e domenica diventano una lunghissima sequenza di zeri e uni. E sotto, per agganciarmi poi già al talk che ci sarà dopo, la sequenza di lettere che compongono il DNA. E quindi dal punto di vista informatico il primo a occuparsi di questi temi è stato Shannon, quest'uomo molto affascinante secondo me, che si è occupato di questo problema di quantificare l'informazione, un messaggio che io prendo in considerazione, quanta informazione ha, quindi trasformiamo la nozione di informazione in un numero. L'articolo su cui lui ha descritto i suoi risultati è stato pubblicato nel 1948, è questo bellissimo articolo, e io cercherò di farvi arrivare ad alcuni degli aspetti che vengono trattati in questo articolo. Allora, parto con lo stesso esempio che ha fatto a me tanti anni fa il mio professore di cibernetica. Siccome quell'esempio mi è rimasto tanto impresso, ho detto glielo ripropongo, speriamo che rimanga altrettanto impresso anche a loro. Allora c'è il signor Müller che si alza, scosta la tenda e dice: Fatima, piove. Il signor Müller tedesco non è che dia grandi inflessioni o enfasi alla frase che dice. E quindi adesso chiedo a voi come andrà a finire questa storia tra il signor Müller e Fatima, che è la moglie del signor Müller, chiaramente. Vi propongo due possibili finali. Uno, Fatima balza in piedi e corre a vedere, e due, Fatima si gira dall'altra parte e riprende a dormire. Adesso vorrei che qualcuno coraggioso tra di voi, la 2, riprende da 2. Dipende. La 2, tanti, io ho fatto anche dei test a casa con la famiglia, mi dite la 2, mi dite la 1. Noi viviamo a Udine. Quanto sorprendente è che piova. Adesso, a parte quest'inverno, non tantissimo. Ma la Fatima che balza in piedi e corre a vedere è una Fatima che non vive a Udine,
vive in una città, in una località desertica e quindi per lei questo evento Fatima piove è un evento eccezionale che la fa balzare in piedi. È un messaggio che contiene tanta informazione. Per Fatima che vive in Friuli, adesso non so da dove ho preso questa foto, insomma la notizia è un po' meno sorprendente, quindi ha poca quantità di informazione. Ma allora perché questo stesso messaggio appunto ha un messaggio solo, diversa quantità di informazione? Come poi lo formalizzo matematicamente? Beh, la quantità di informazione, qui c'è un collega mi ha suggerito di usare questo termine, è l'effetto sorpresa del messaggio. Quindi quantifica quanto sorprendente è quel messaggio, vuol dire che meno probabile è il fatto di ricevere quel messaggio, più informazione quel messaggio mi porta. Se avessi usato un messaggio ancora meno informativo come Fatima è sorto il sole, probabilmente Fatima sarebbe rimasta a letto ovunque si fosse trovata sulla terra, perché se il sole non fosse sorto non ci sarebbe neanche stato suo marito a dirlo, insomma, quindi la quantità di informazione sarebbe stata nulla. Allora in effetti si vedono un po' male, ma ho riportato qua sotto che, come già state intuendo, dietro a questa diversa quantità di informazione del messaggio Fatima piove c'è la nozione di probabilità e lì sotto cosa vedete? Le previsioni del tempo per questa Fatima che dicono che c'era zero probabilità, cioè 0,000 che piovesse. Le previsioni meteorologiche, io da qua vedo malissimo, per l'altra Fatima che vive in Friuli, dove la probabilità che piovesse era piuttosto elevata. Quindi un messaggio a bassa probabilità mi porta un'alta quantità di informazione, un messaggio che ha alta probabilità non mi dice niente di più di quello che già immaginavo. E vedete che anche qui inizio già a usare parole che sentiamo e leggiamo frequentemente, ma che hanno un significato formale già da questo articolo di Shannon. E allora perché Shannon era interessato a questa quantificazione? Non è che lui era un matematico, un ingegnere, ma era una persona anche molto concreta, non lavorava solo su problemi teorici, anzi, tutt'altro. E lui aveva questo problema, che era quello di trasmettere l'informazione su un canale, proprio i canali di cui parlavamo anche prima, che vuol dire che devo prendere una sorgente, che è colui che vuole spedire il messaggio, codificare il messaggio opportunamente, perché se il mio messaggio è domani è domenica, dentro al calcolatore questo messaggio diventa una sequenza di zeri e uni, quindi devo trasformarlo in questa sequenza di zeri e uni, farlo viaggiare sul canale, arriva al destinatario, il destinatario lo decodificherà e riceverà il messaggio che la sorgente voleva inviargli. E quindi Shannon, che troviamo qua di nuovo con questa mostruosa formula che non vi spiegherò, nel suo articolo si occupa della quantità di informazione perché il suo obiettivo è quello di trovare delle codifiche ottime o ottimali e di dare dei bound, dei vincoli a quanto buone possono essere queste codifiche, cioè di dimostrare formalmente che un certo messaggio più di tanto non può essere compresso e che però questa compressione forse si può anche raggiungere. Ecco, il fatto che si possa raggiungere non c'era nel primo articolo di Shannon, ma ci sono poi gli articoli successivi in cui si è arrivati anche a questo risultato. Quindi l'interesse di Shannon riguardava il fatto di comprimere i messaggi. Adesso chiunque usi con un pochino di dimestichezza un calcolatore sa che ogni tanto per spedire un file tocca passarlo dentro zip, bzip, gzip, ottenete il file zip che è più piccolino e riuscite a spedirlo più velocemente. Come sono fatti questi algoritmi che stanno dentro a zip, bzip, gzip? Prendono tutti spunto da quei primi risultati di Shannon, poi con tante evoluzioni, ma quello è il momento in cui tutto è iniziato.
E dentro a questi algoritmi, appunto, il principio è sempre quello: ciò che ha alta probabilità viene codificato con stringhe corte perché lo dovrò spedire tanto spesso, e ciò che ha bassa probabilità posso permettermi invece di codificarlo con stringhe più lunghe. E a partire da quel lavoro poi ci sono state tutta una serie di indagini, di ricerche, e qui ho messo tre dei ricercatori che si sono occupati di definire questi algoritmi che comprimono i file nei nostri calcolatori. Il primo è Huffman, che è stato il primo a trovare un codice ottimo, cioè a dimostrare formalmente che lui riusciva con il suo algoritmo a comprimere e che più di così non si poteva comprimere. Huffman, tra l'altro, la storia è carina, frequentava un corso con un docente che era Fano. Fano era collega e amico, aveva lavorato assieme a Shannon. In questo corso, per gli studenti che sono qua, diciamo che era un corso della magistrale, c'era la possibilità di fare l'esame classico, scritto più orale, oppure l'approfondimento. E il buon professor Fano aveva dato questo compito, questo approfondimento ad Huffman, gli aveva chiesto se sarebbe stato in grado di trovare un codice ottimo, un compito semplice. Vi faccio presente che i codici di Huffman tuttora sono utilizzati negli algoritmi di compressione che utilizziamo. E lui era lì per lasciar perdere e dire: mi presento, faccio scritto più orale perché questo compito non ci salta fuori, e poi ha avuto un'ideuzza, e quell'ideuzza funzionava benissimo. Quindi studenti, attenti ai compiti, agli approfondimenti. Allora, e questi altri due signori qua di fianco chi sono? Sono Lempel Ziv, sono quelli che hanno inventato l'algoritmo che sta dentro a zip, bzip, eccetera. E anche qui c'è una storia interessantissima, ma non ho tempo per raccontarvela, sui brevetti di questi algoritmi. Ok. Ops. Ho saltato? No. Ma quando è che sono in difficoltà nel comprimere le informazioni? Allora, sono in difficoltà nel comprimere l'informazione quando tutti i messaggi hanno la stessa probabilità. Perché se tutti i messaggi hanno la stessa probabilità, non c'è un messaggio più frequente a cui attribuisco una codifica corta e uno poco frequente su cui posso dilungarmi. Se tutti i messaggi hanno la stessa probabilità, non si riesce a comprimere l'informazione. In quel caso siamo in un regime di massima entropia, perché la nozione poi che aveva definito Shannon, su cui ho sorvolato, si chiama entropia dell'informazione. Siamo in un regime di massima entropia. Ma allora dunque, intanto abbiamo capito che la chiave di tutto ciò è la probabilità, perché l'ho ripetuta già tante volte. E qui ho voluto riportarvi quali sono alcuni degli scienziati più famosi che si sono occupati di definire che cos'è la probabilità. Oggi io sorvolerò molto sulla definizione di probabilità, ma è stata studiata ben prima ovviamente della nozione di informazione, già a metà del 1600. Ho riportato qui De Finetti, un ricercatore italiano che ha lavorato alla definizione soggettivista della probabilità, quindi gli ha dato un significato diverso, e a Kolmogorov, di cui non faccio di nuovo in tempo a parlare, ma che ha lavorato contemporaneamente a Shannon, ma dall'altra parte della cortina, lui era in Russia. E quindi in realtà i due conoscevano solo parzialmente, per non dire quasi per niente, i lavori degli uni per degli altri, e con nozioni completamente diverse a un certo punto arrivano a un risultato che ha qualcosa in comune. Quindi probabilità.
conoscere il contesto, conoscere l'ambiente in cui mi trovo ad operare, in un certo senso vuol dire conoscere la distribuzione di probabilità, cioè la probabilità che gli eventi hanno in quel particolare ambiente. E stavo pensando proprio oggi, tante delle cose che imparano i bambini quando provano a fare una cosa, vengono sgridati, fanno i capricci, ci riprovano, loro stanno cercando di capire qual è la probabilità che ad una certa loro azione corrisponda una reazione. Quindi stanno testando qual è la probabilità dell'ambiente in cui si muovono. Perché dico questo? Perché, qua sono tornata alla massima entropia, e quindi aspettate, salto un attimo avanti, dopo torno indietro. No. Ecco qua, perché volevo parlare un attimo di apprendimento, dopo torno indietro. L'apprendimento, molto a grandi linee, lo possiamo pensare come una parte di apprendimento che è quello che si fa a scuola, in cui si imparano delle regole e si devono trovare dei risultati applicando quelle regole, imparo le tabelline. Questo tipo di apprendimento lo fanno i bambini e lo fa il calcolatore. In questo apprendimento rule-based, basato sulle regole, il calcolatore è molto più efficiente e molto più veloce di noi esseri umani. Ma se vi parlavo dell'apprendimento come capire qual è la distribuzione di probabilità, qual è l'ambiente in cui mi sto muovendo, in quel tipo di apprendimento, fino a poco fa almeno, gli esseri umani erano molto più bravi dei calcolatori. Ma adesso che sentiamo sempre parlare di apprendimento artificiale, di reti neurali, di machine learning, di deep learning, cosa fanno queste misteriose cose? Ecco, tradotto in termini di informazione, di probabilità, di entropia, questi misteriosi oggetti, le reti neurali, con i test che fanno, cercano di apprendere in quale ambiente si stanno muovendo, qual è la distribuzione di probabilità che regola il funzionamento dell'ambiente in cui stanno operando. Questo è quello che fanno. E quando la rete apprende, in un certo senso, riduce l'entropia, cioè capisce come è fatto l'ambiente. Torno indietro alla parte, dicevamo, visto che l'ambiente, conoscere l'ambiente vuol dire conoscere la probabilità, l'ambiente è caratterizzato dalla probabilità. Allora, qual è un ambiente in cui mi trovo male, in cui mi sento a disagio? Beh, è questo, il caos. Ma perché mi trovo a disagio in questo ambiente che è caotico? Perché in un ambiente che è caotico tutto è possibile, tutti gli eventi hanno la stessa probabilità. Mi sto muovendo in un regime dove, se usate le definizioni formali di Shannon, vi accorgete che è un regime in cui c'è massima entropia. Quindi, anche per chi conosce già la nozione di entropia dalla fisica, il legame è stretto. L'entropia di Shannon indica di nuovo comunque un certo concetto di ordine e disordine. E allora arrivo un attimo di nuovo a qualcosa che riguarda noi tutti i giorni. Vivere in un ambiente in cui c'è troppa informazione vuol dire vivere in un ambiente in cui qualsiasi messaggio può essere ricevuto. Posso leggere bianco, posso leggere nero, posso leggere giallo, verde, blu. Ma se tutti i messaggi sono possibili, perché in rete trovo tutti i messaggi possibili, trovo che questa medicina fa bene, trovo che questa medicina fa male, trovo che bisogna fare digiuno, trovo che non bisogna fare digiuno. Se tutti i messaggi ci sono e sono tutti equiprobabili, vuol dire che non mi portano nessuna informazione, mi sto muovendo in un regime di massima entropia. E quello è un pochino che sta succedendo
con tutte le informazioni da cui veniamo bombardati e in cui non riusciamo neanche più a distinguere tra qual è l'informazione corretta e quella inventata. E, a proposito di troppa informazione, per chi non l'avesse letto vi consiglio questo racconto di Borges, La biblioteca di Babele. Lui l'ha scritto nel 1941, quindi se vedete io sto sempre parlando di persone che lavorano e vivono in quegli anni. Ho preso qui alcune frasi dalla biblioteca di Babele. Quando si proclamò che la biblioteca comprendeva tutti i libri, la prima impressione fu di straordinaria felicità. A me ricorda quello che leggiamo quando diciamo che adesso abbiamo tutto a disposizione, adesso le macchine riescono a capire tutto. Tutti gli uomini si sentirono padroni di un tesoro intatto e segreto. Anche si sperò a quel tempo nella spiegazione dei misteri fondamentali dell'umanità, e qua ci trovo di nuovo tanta attualità in questo racconto del 41. Purtroppo poi c'è anche la parte conclusiva, a un certo punto queste persone capiscono che così non funziona, iniziano a esserci una serie di avvenimenti terribili. Alla speranza smodata, come è naturale, successe un'eccessiva depressione. Nel comprendere che quando l'informazione è così equiprobabile, tutto è possibile, non ho nessun dato interessante. Questo ve l'ho già anticipato. E qua sono tornata al signor Müller, perché per adesso vi ho cercato di convincere che un messaggio è più o meno interessante a seconda di quanto probabile fosse. Ora, il signor Müller, che la mattina continua a tormentare Fatima, si sveglia e legge sul telefonino una notizia e dice: Fatima, l'Udinese ha comprato Messi. Ora, io non sono esperta di calcio, mio marito ha brontolato sull'esempio perché mi ha detto che ci sono giocatori più costosi, però per la mia poca conoscenza di calcio, ora l'acquisto di Messi da parte dell'Udinese e il fatto che piova nel deserto, siamo d'accordo, li metterei stessa probabilità. Quindi come andrà a finire? Quando pioveva nel deserto Fatima è scattata in piedi, quindi dovrei aspettarmi la stessa reazione da Fatima perché l'Udinese ha comprato Messi, vedo già che ci siamo capiti. Andrà a finire così, che Fatima lancia un cuscino in faccia a suo marito e poi si rimette a dormire. Allora qui entrano in gioco altri due ingredienti di cui non vi parlerò, ma volevo solo stuzzicarvi e incuriosirvi, e sono appunto il comportamento e il flusso di informazione. Comportamento. La Fatima che si è girata a dormire e la Fatima che ha lanciato il cuscino e poi si è girata a dormire sono due Fatime con un comportamento realmente diverso, adesso a parte per il marito che ha preso la cuscinata in faccia. No, hanno un comportamento simile ma non diverso, quindi le potrei assimilare. Non è solo la nozione di probabilità che mi basta per modellare tutto, mi serve anche sapere quali comportamenti dal mio punto di vista sono equivalenti e quali no. E questo tra l'altro è quello che fanno anche tanti social media quando cercano di capire come vi comportate in base alle pubblicità che vi vengono proposte. Quindi ci sono queste nozioni di equivalenza osservazionale che sono fondamentali per andare avanti e elaborare questi studi e queste teorie, e c'è la nozione di flusso di informazione, cioè non solo quanto poco probabile è il messaggio, ma quanta informazione mi fluisce. Allora volevo concludere con, come dicevamo prima, adesso passiamo finalmente al caso quantistico. Il caso quantistico lo taglio molto rapidamente perché cosa succede se vengo catapultato in un mondo in cui la probabilità si comporta in modo completamente diverso da come siamo abituati a vedere che la probabilità si comporta. Allora mi sono inventata questo esempio, è il gatto di Schrödinger
con la moneta di Hadamard. Se il gatto di Schrödinger era quello che non si sapeva se era vivo o morto, per chi ha guardato qualcosa di fisica quantistica, questo gatto, però se non l'avete guardato non importa, questo gatto ha una moneta e ogni tanto la lancia. Ora, nel mondo quantistico dove lavora questo gatto, se lui lancia 2 volte la moneta, 2 volte consecutive, e tra un lancio e l'altro guarda che cosa è successo, allora alla fine del secondo lancio ha il 50% di probabilità di leggere testa. Ora, se io lancio una moneta 2 volte e non guardo tra un lancio e l'altro, voi vi aspettate che testa abbia più probabilità di uscire? No, 50%. Quindi il primo caso è quello che ci aspettiamo anche nel mondo nostro. Ma quella stessa moneta, se lanciata 2 volte dal gatto e il gatto non guarda tra un lancio e l'altro, alla fine, dopo il secondo lancio, al 100%, quella moneta mi darà testa. Ora uno dice, vabbè, il gatto e la moneta, che mi pare particolarmente interessante. Beh, il gatto e la moneta, che mi sono inventata così, e sotto ho disegnato, qui c'è Schrödinger, Hadamard, e qui c'è l'interferometro, cioè come costruire il gatto e la moneta, si vede un po' male, è uno dei due, rappresenta in sintesi uno dei 2 principi che vi nominavano anche prima, che sta alla base del fatto che in un computer quantistico io possa risolvere alcuni problemi in modo più efficiente di quanto lo posso fare in alcuni casi o di quanto lo so fare in altri, in questo momento su un computer classico. E l'ho disegnato lì sotto perché per fare il gatto di Schrödinger con la moneta vi bastano 2 specchi rovinati, adesso viene la parte divertente, una macchina che spara un fotone per volta, e questo è un po' più difficile da procurarsi, e un sensore che è in grado di capire dove è finito il fotone. Ok, ma allora sono giunta al termine. Allora, se la probabilità nel caso quantistico cambia completamente e si comporta in questo strano modo, il lavoro di Shannon non funziona nel caso quantistico, c'è bisogno di un'entropia definita per il caso quantistico. E von Neumann era troppo avanti. Von Neumann già nel 1932, quindi prima della definizione di entropia di Shannon, lavorando nel campo della meccanica quantistica, aveva definito una nozione di entropia quantistica e si riesce a dimostrare che l'entropia di Shannon è un caso particolare di quella di von Neumann. Quindi concludo dicendo che appunto ho cercato di darvi un'infarinatura del concetto di informazione, di quantità di informazione nel nostro contesto classico. Ho messo questi disegni perché senza Shannon e senza quei risultati noi non avremmo tutte queste cose, è stato detto anche prima. Senza riuscire a trasmettere l'informazione non avremmo computer, telefonini, non avremmo sicuramente internet. E adesso il futuro, che non riusciamo ancora a prevedere se e come ci sarà, è soprattutto sulla computazione quantistica. Grazie. Buon pomeriggio, io sono Michele Morgante. Io non ho slide e pensando di avere una conversazione da salotto mi siedo, visto che anche voi siete seduti. Se vi chiedete perché Fatima non si è girata alla prima sollecitazione, guardate la recentissima indagine sulla piacevolezza del clima nelle città italiane. Fra le città col maggior numero di ore nuvolose all'anno, Udine al primo posto, Pordenone al secondo, Gorizia al terzo. Quindi come regione abbiamo fatto l'Emplain. Quindi non c'è a stupirsi che se il marito dice che piove non si giri. Io vi cercherò di parlare su quella che è la relazione fra genetica e informazione.
e su come da un semplice alfabeto a 4 lettere in cui l'informazione è scritta riusciamo a costruire la complessità di tutto il regno vivente. Ora, quando pensiamo a Mendel che fa i suoi esperimenti sulle piante di pisello attorno al 1860, non ci riesce immediato e intuitivo pensare che lui sta facendo esperimenti sull'informazione. Ma in effetti quello che Mendel cercava di capire era proprio come l'informazione si trasmette da una generazione all'altra. E con i suoi esperimenti che fece incrociando le piante di pisello, lui riuscì a capire dei principi generali che governano la trasmissione dell'informazione dai genitori ai figli. Partiva da un'osservazione semplicissima, ossia che ci sono caratteristiche che trovo nei genitori e posso ritrovare nei figli. I principi che lui riuscì a ricavare erano che l'informazione non si mescola, perché se un genitore aveva il seme giallo, l'altro aveva il seme verde, nei figli non vedevo colori intermedi, vedevo figli che o erano uniformemente gialli oppure nella generazione successiva erano in parte gialli e in parte verdi. L'altro principio fondamentale che riuscì a ricavare è che diverse informazioni vengono trasmesse in maniera indipendente l'una rispetto all'altra. Quindi se i genitori hanno semi gialli e semi verdi, oppure semi lisci e semi rugosi, la maniera in cui viene trasmesso il carattere del colore del seme giallo-verde viene trasmessa in maniera indipendente rispetto alla maniera in cui viene trasmesso l'altra caratteristica del seme liscio o seme rugoso. La necessità di trasmettere l'informazione non riguarda solo il passaggio da una generazione all'altra, perché molti degli organismi viventi non sono organismi monocellulari formati da una sola cellula, ma come noi sono formati da un numero molto grande di cellule che si generano tutte a partire da un'unica cellula, che è la prima cellula che si chiama lo zigote, che fa seguito all'unione dei due gameti, gamete maschile e gamete femminile. Quindi quello che poi da lì in poi si cercò di capire è da un lato come l'informazione si trasmette da una generazione all'altra, dall'altro come l'informazione si trasmette da una cellula all'altra, visto che il nostro corpo è formato da centinaia di milioni di cellule e queste portano invariabilmente tutte la stessa informazione, che però poi si declina in maniera diversa, visto che poi alla fine le nostre cellule non è che siano tutte uguali funzionalmente. Abbiamo cellule della pelle, abbiamo cellule del cuore, abbiamo cellule del fegato, cellule del sangue. Ci vuole parecchio tempo per riuscire a comprendere come questi meccanismi funzionano e nel corso del tempo, come succede normalmente nella scienza, si fecero dei progressi incrementali. Mentre Mendel aveva un concetto dell'informazione che era strutturata in particelle, lui non usava il termine gene, parlava di particelle ereditarie. Successivamente al suo lavoro invece si capì che l'informazione veniva portata da bastoncini che riusciva a osservare dentro i nuclei che sono presenti all'interno delle cellule, bastoncini a cui è stato dato il nome di cromosomi. Quindi si formulò la cosiddetta teoria cromosomica dell'ereditarietà. L'informazione sta sui cromosomi. Un passo avanti ulteriore fu capire che all'interno dei cromosomi c'erano delle sottostrutture che furono chiamate geni, che erano le unità ereditarie. Ma ancora ci mancava un elemento fondamentale, cioè qual era fisicamente la molecola che portava l'informazione. Un cromosoma è fatto da due componenti, proteine ed acidi nucleici, e tutte e due sono molecole che sono capaci di portare informazione. Ci fu una ricerca molto lunga e con anche un grande dibattito fra diversi scienziati per riuscire a capire se l'informazione
che veniva trasmessa da una generazione all'altra oppure da una cellula all'altra era determinata dalle proteine oppure dagli acidi nucleici. Ci furono una serie di esperimenti, dei quali quello decisivo fu compiuto nel 1952, che riuscirono a dimostrare in maniera decisiva che l'informazione era portata dal DNA, l'acido desossiribonucleico, la cui struttura venne descritta solo un anno dopo. Nel 1953 fu pubblicato il famoso lavoro di Watson e Crick, che dimostrava qual era la struttura tridimensionale di questa molecola, e nel definire che era una molecola a doppio filamento in cui i due filamenti sono perfettamente complementari l'uno rispetto all'altro, riusciva anche a spiegare com'è possibile che l'informazione venga replicata in maniera fedele, consentendo la trasmissione fedele dell'informazione da una cellula all'altra. Quest'anno ricorre il 70° anniversario di questa importante scoperta, che ha segnato la storia della scienza biologica, e voi sapete anche che è anche una scoperta che ha suscitato molte discussioni, perché mentre il premio Nobel è stato assegnato a Wilkins, Watson e Crick, molti ritengono che sia stato trascurato il contributo fondamentale di Rosalind Franklin, che aveva compiuto gli studi di diffrazione a raggi X, che adesso lì ci sono versioni diverse, ma che secondo alcuni, in una visita che Watson e Crick fecero a Rosalind Franklin, furono trafugati dalla scrivania di Rosalind Franklin. Mentre lei era uscita dall'ufficio, i due guardarono questa lastra radiografica, da lì riuscirono a capire che da quell'immagine si intuiva la struttura tridimensionale, e poi finirono col pubblicare il loro lavoro. Un'informazione, comunque Rosalind Franklin non avrebbe potuto ottenere il premio Nobel perché morì prima che il premio Nobel venisse assegnato, e il premio Nobel può essere assegnato solo a scienziati viventi. Però resta vero che nella mente delle persone non è certo il primo nome quello di Rosalind Franklin che viene in mente quando si pensa a chi è stato capace di comprendere la struttura del DNA. Ora, non è sempre vero che l'informazione genetica è portata dal DNA, perché tutti sappiamo, l'abbiamo imparato a nostre spese negli ultimi 3 anni, che ci sono anche organismi in cui l'informazione è contenuta in una molecola molto simile, che non è il DNA ma è l'RNA. Perché l'abbiamo imparato? Perché il virus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19 è un virus a RNA, in cui quindi l'informazione è portata dall'RNA. Però questa caratteristica di avere informazione codificata nell'RNA è propria solo dei virus. Se noi pensiamo a procarioti, cioè batteri, e soprattutto agli eucarioti, che sono gli organismi più complessi, in tutti quegli organismi la molecola informazionale è sempre il DNA. Quindi 70 anni fa siamo riusciti a capire che l'informazione era portata in questa molecola, siamo riusciti a capire qual era la struttura della molecola, successivamente abbiamo capito esattamente come viene replicata, la molecola si apre, le due sono complementari, una viene copiata, l'altra viene copiata, generano 2 molecole figlie che sono uguali a quella di partenza. E quindi si è anche capito che tutto quello che serve per fare un organismo vivente è una stringa di lunghezza variabile in cui sono presenti 4 soli caratteri, che sono quelli che ha mostrato Carla, A, C, G, T. Quindi combinando in un numero molto grande di combinazioni queste 4 lettere A, C, G, T, io riesco a costruire un organismo vivente molto complesso, come siamo noi, ma riesco anche a generare, combinandole ovviamente di volta in volta in maniera diversa, la diversità che vediamo al nostro interno, e combinandola in maniera ancora più diversa, riesco a generare la diversità dei viventi che sono presenti sul nostro pianeta, da quelli più semplici, i batteri, a quelli più complessi, gli organismi superiori. Noi ci andiamo fieri e siamo convinti di essere ovviamente la forma più complessa che è presente sul pianeta. Il concetto di informazione è sempre presente nella genetica.
tant'è vero che molto spesso nel descrivere come l'informazione è organizzata si usano metafore che sono quelle di un'enciclopedia. L'insieme dell'informazione presente nel genoma di un organismo è come un'enciclopedia che è formata da tanti volumi, i volumi sono formati da tanti capitoli, i capitoli sono formati da tante pagine. E poi, a seconda che io legga alcune pagine e non legga altre pagine, dalla stessa enciclopedia riesco a produrre una cellula del sangue, una cellula dell'epidermide, una cellula cardiaca. Quali sono stati i passaggi fondamentali nel soprattutto riuscire a comprendere come questa informazione, che come abbiamo detto è scritta in un alfabeto molto semplice di sole 4 lettere, se voi pensate noi usiamo un alfabeto di 21 caratteri per esprimerci in italiano, dicevo come questa informazione che è scritta in un alfabeto così semplice riesce a tradursi in tanta complessità. Vi ho già anticipato che si è compreso come il DNA viene replicato, poi per capire come questa informazione possa essere correttamente trasmessa o da una cellula all'altra o da una generazione all'altra, si è anche capito come i cromosomi, dopo che il DNA si è replicato, possono essere assortiti in maniera corretta nelle 2 cellule figlie oppure nei gameti che si devono generare a seguito della meiosi. Ogni tanto succedono errori in questo processo. Se succedono nella mitosi, che è il processo che divide una cellula per generare 2 cellule figlie, il più delle volte non ce ne accorgiamo. Se succede quando si genera un gamete, purtroppo questo può portare a gravi problemi, perché se succede che delle 2 copie dello stesso cromosoma, invece di andare una in una cellula e una nell'altra, ne vanno 2 in una e 0 nell'altra, cosa succederà? Succederà che avremo dei gameti con un assetto cromosomico sbilanciato. Quando questi si fondono a dare lo zigote, avremo una cellula da cui si dovrebbe sviluppare poi l'organismo che ne deriva, che o mancherà completamente di o avrà una sola copia di un cromosoma invece di averne 2, e in quel caso l'evento di gran lunga più probabile è che lo zigote si fermi lì, non riesca a dare origine a un organismo. Oppure, se invece lo zigote è derivato dalla cellula dove erano finite tutte e 2 le copie, avrò uno zigote che invece di avere 2 copie ne ha 3. Nel caso dell'uomo, questo è un fenomeno che si chiama trisomia. La stragrande maggioranza delle trisomie si traducono in zigoti che non riescono a sopravvivere. Come sappiamo c'è una forma che è la trisomia del cromosoma 21 che per motivi che ancora non conosciamo è l'unica forma che riesce a produrre organismi vitali, che poi sono le persone che soffrono della sindrome di Down che tutti conosciamo. Questo tema degli errori nella trasmissione dell'informazione è sicuramente un tema centrale nella biologia, perché sta alla base dell'evoluzione. Quello che si è evoluto dal punto di vista dei meccanismi che sono preposti alla replicazione del DNA è un compromesso fra necessità di breve termine e necessità di lungo termine. E siccome l'evoluzione favorisce soluzioni ottimali, dobbiamo pensare che quella che si è evoluta sia quella che garantisce al meglio, da un lato, la necessità di sopravvivere a breve termine, dall'altro la necessità di essere in grado di sopravvivere a lungo termine. Perché parlo di sopravvivenza a breve e a lungo termine? Perché si sarebbe potuto evolvere un sistema più preciso, che minimizza e addirittura potrebbe azzerare gli errori, che poi sono quelli che noi chiamiamo mutazioni. Questa sarebbe stata la soluzione che ci avrebbe favoriti nel breve termine, perché nel breve termine la cosa più probabile che può derivare da una mutazione è un effetto negativo. Quindi nel breve termine sarebbe meglio che le mutazioni non ci fossero. Però se avessimo un sistema in cui le mutazioni non si generano perché è fedele al 100%, questo ci comprometterebbe la possibilità di evolvere nel medio-lungo termine, soprattutto a fronte di condizioni ambientali che cambiano. Quindi la frequenza con cui
si generano errori nella trasmissione dell'informazione, la possiamo pensare come a un compromesso che rappresenta il compromesso ottimale fra la necessità di diminuire gli effetti negativi nel breve termine e la possibilità di consentire alla specie di avere un serbatoio di diversità, di variabilità che ne garantisca la sopravvivenza a medio-lungo termine. E quindi, quando pensiamo alle mutazioni, possiamo pensare alle mutazioni come qualcosa di negativo, e in effetti è vero, sono alla base di molte delle malattie genetiche di cui sentiamo parlare, di cui ad esempio si occupa Teleton, che hanno purtroppo effetti spesso devastanti, ma le mutazioni sono anche il motore dell'evoluzione, senza il quale non ci potrebbe essere evoluzione. Un'altra caratteristica della maniera in cui l'informazione è immagazzinata all'interno degli esseri viventi è che l'informazione è spesso ridondante. Il fatto che l'informazione sia ridondante, vale a dire che ho la stessa informazione presente più di una volta, rende il sistema più robusto rispetto agli effetti delle mutazioni. Ma l'informazione negli organismi viventi ha anche la caratteristica di essere degenerata. Ossia, io posso ad esempio togliere una parola e pur togliendo una parola il sistema si riorganizza in maniera tale da darmi lo stesso output. E questa è un'altra caratteristica che rende i sistemi biologici più robusti. Voglio chiudere discutendo forse quello che è l'aspetto più importante, cioè come riusciamo ad andare da questa informazione codificata in un codice molto semplice formato da 4 lettere alla complessità che ci caratterizza. Lo facciamo perché l'informazione viene letta in base a dei codici. Il codice più conosciuto da tutti è il cosiddetto codice genetico. Ci sono dei tratti nella sequenza del DNA che corrispondono ai geni che permettono a quella sequenza di DNA di diventare una proteina attraverso un passaggio che passa prima per un processo che si chiama trascrizione e poi per un processo che si chiama traduzione. Il processo della traduzione è il processo che trasforma un pezzo della sequenza di DNA in un aminoacido della proteina. Ora, gli aminoacidi sono 20, le basi sono 4. Come funziona il codice genetico che converte le basi del DNA in aminoacidi? Non può essere un codice a una base, perché altrimenti potrei codificare solo per 20 aminoacidi. Non può essere un codice a 2 basi, perché sarei in grado di codificare solo 16 segnali. È un codice a 3 basi. 3 basi vuol dire che io ho 64 triplette diverse. E in realtà non ho la necessità di codificare 20 segnali, che sono i 20 aminoacidi, ho la necessità di codificarne 21. I 20 aminoacidi e lo stop. Come faccio a passare da 64 a 21? È un codice a triplette, però è anche un codice degenerato, in cui ci sono più triplette che codificano per lo stesso aminoacido. La maniera in cui il codice si è evoluto non è anche questa casuale, perché quando ci sono più triplette che codificano la stessa informazione, cioè lo stesso aminoacido, in genere queste triplette differiscono per il tipo di mutazione che è più probabile che avvenga. E questa è un'altra caratteristica che rende questo codice robusto rispetto agli effetti delle mutazioni, perché posso avere tutta una serie di mutazioni a livello del DNA che cambiano la sequenza del DNA, ma non cambiano la sequenza della proteina che è codificata da quel pezzo di DNA. E questo è un codice lineare, cioè io posso pensare come a una serie di triplette di DNA che poi alla fine diventano una serie di aminoacidi all'interno di una proteina. C'è un secondo codice che è altrettanto importante, sul quale invece conosciamo ancora molto poco, che è quello che si chiama codice regolatorio. Perché la diversità che osserviamo all'interno del nostro corpo non è dovuta alla diversità delle proteine che produciamo, perché dovete pensare che tutte le cellule, per quanto siano diverse, che siano le cellule di un pelo, le cellule dell'epidermi, delle cellule del cristallino, le cellule del sistema nervoso, hanno tutte la stessa informazione e quindi potenzialmente possono codificare tutte le stesse proteine. Quello che le rende diverse è la maniera in cui in ciascuna cellula
viene prodotta ognuna di quelle proteine, cioè quando, dove e quanto viene prodotto di ciascuna proteina. L'informazione è sempre la stessa, la maniera in cui l'informazione si traduce in un insieme di proteine che poi danno la funzionalità della cellula è determinata dal codice regolatorio, cioè da altre sequenze che stanno attorno ai geni che determinano quando, dove e quanto il gene viene espresso. E questo non è più un codice lineare, è un codice tridimensionale, perché la molecola del DNA in questo caso esercita la sua funzione attraverso la sua conformazione tridimensionale. Su questo codice purtroppo sappiamo ancora pochissimo, anche se sarà fondamentale capirne di più, perché sarà andando a modificare quelle sequenze che riusciremo ad aggiustare una serie di problemi che oggi affliggono la nostra persona dal punto di vista delle patologie, ma anche altri organismi sui quali vogliamo poter operare come piante animali di interesse per l'agricoltura. E poi abbiamo un terzo tipo di codice, che è un codice che viene sovrascritto alla sequenza del DNA, che è detto codice epigenetico. Mentre i codici di cui abbiamo parlato finora sono immutabili a meno di mutazioni e non sono influenzabili dall'ambiente, il codice epigenetico, che consiste di modificazioni chimiche della molecola del DNA o delle proteine che interagiscono con il DNA, è invece inducibile dall'ambiente e è fondamentale per guidare il corretto sviluppo degli organismi complessi, ma è anche importante perché può essere influenzato dall'ambiente a cui veniamo esposti. Su questo codice, che è l'unico codice reversibile e inducibile dall'ambiente, stiamo iniziando a capire qualcosa in più. L'epigenetica è una delle cose che nella pseudomedicina vengono oggi vendute più comunemente. Se cercano di vendervi un farmaco come qualcosa che agisce a livello epigenetico, siate molto dubbiosi, perché in realtà ci sono pochissimi farmaci che vanno ad agire sulle caratteristiche epigenetiche, sono tutti farmaci oncologici con effetti secondari molto pesanti e vi auguro di non doverli usare, ovviamente. L'ultimo aspetto che voglio toccare è cosa possiamo fare oggi con questa informazione. Oggi siamo arrivati nell'era in cui siamo in grado di riscrivere l'informazione che è scritta nel nostro DNA. E questo grazie soprattutto a una scoperta che è stata fatta una dozzina di anni fa da due colleghe, una francese, Emmanuelle Charpentier, e una americana, Jennifer Doudna, che hanno messo a punto un sistema che è definito di genome editing, cioè di riscrittura del testo che è scritto nella molecola del DNA. Loro lo fanno con un sistema che è chiamato CRISPR-Cas, per questa invenzione hanno vinto il premio Nobel per la chimica nel 2020, e questo ci consente oggi di pensare di riscrivere l'informazione, ossia se qualcuno di noi ha un difetto in una cellula, una base che dovrebbe essere una A, ma invece è una C e questo causa una condizione patologica, oggi abbiamo la possibilità di intervenire e andare in maniera molto precisa, scegliendo quella base che è una C, e riportarla alla sua condizione di essere una A. Ovviamente questo ha delle enormi implicazioni per la cura di malattie genetiche come quelle di cui si occupa Teleton, per le quali fino adesso non c'erano soluzioni. Ma si parla addirittura di DNA writers, cioè di sistemi che ci consentono di aggiungere un pezzo di DNA a una posizione specifica, di togliere un pezzo di DNA a una posizione specifica. E si stanno sviluppando anche metodi che ci consentono di riscrivere non solo il codice genetico, ma anche il codice epigenetico, sempre partendo da questa fondamentale scoperta fatta da Doudna e Charpentier. Secondo alcuni siamo così bravi che possiamo utilizzare queste tecnologie anche per resuscitare specie estinte. Forse qualcuno di voi avrà letto del progetto Dodo. Un mio collega dell'Università di Harvard, George Church, è riuscito a raccogliere $250 milioni per riportare in vita questo uccello preistorico che si è estinto.
È un progetto interessante, io non sono convinto che avrà successo, però George ha avuto successo in tante altre cose sulle quali io non avrei mai scommesso, e quindi è possibile che anche questa volta abbia ragione lui. L'informazione, perché di informazione si tratta, viene presa da DNA antico, cioè lui sequenzia da reperti archeologici il DNA del dodo, ricostruisce l'informazione che dava origine al dodo, prende una specie affine, ci sono degli uccelli lontanamente imparentati al dodo, e riscrive il loro DNA in tutta una serie di sequenze per fare in modo che quello che era, adesso non mi ricordo come si chiama questa specie affine, piccione di qualche tipo, diventi il dodo. E ovviamente questo processo si potrebbe ripetere anche per il mammut o per tanti altri casi. Più in generale, oggi si parla di genomi sintetici, quindi della capacità di riscrivere l'intera informazione genetica di un organismo per costruire un organismo totalmente nuovo. Ovviamente lo si pensa soprattutto per organismi semplici che avranno utilizzi nel chiuso dei laboratori, per cui non dobbiamo spaventarci all'idea che il pianeta verrà popolato da strane forme viventi delle quali dobbiamo avere paura. Un ultimo spunto di riflessione, e poi chiudo, è che questa capacità che oggi abbiamo, da un lato di produrre informazione sequenziando il DNA, anche se devo dire, rispetto alla definizione che avevi dato tu, Sandro, informazione uguale dati più significato, noi il più delle volte oggi abbiamo i dati, molto spesso purtroppo non abbiamo il significato biologico, però da un lato abbiamo questa grande capacità di leggere l'informazione scritta nei genomi, dall'altro abbiamo la capacità di scriverla, e questo fa sì che oggi non sia più così necessario scambiare materiale biologico, perché oggi lo stesso effetto lo possiamo ottenere scambiando informazioni di sequenza. Questo ad esempio è qualcosa che fa paura ai paesi che sono ricchi di biodiversità, perché mentre prima gli bastava proteggere gli organismi viventi e impedire che andassimo in Costa Rica a raccogliere organismi che ci servivano per i nostri scopi applicativi, oggi purtroppo invece di andare là a raccogliere l'organismo vivente e portarmelo qua, basta che sequenzi un pezzo di quell'organismo, ricavi l'informazione del suo genoma, e da quell'informazione posso poi ottenere tutto quello che mi serve. Per cui ovviamente questo sposta l'attenzione a controllare lo scambio e il commercio di organismi viventi, a controllare lo scambio dell'informazione. Per noi scienziati è un incubo, perché fino adesso il libero accesso all'informazione delle sequenze di DNA è stata una chiave per il progresso scientifico. Speriamo che questi timori non ci impediscano di progredire. Un esempio bellissimo di come è stato importante scambiare informazioni a livello di sequenza è stato il sequenziamento dei ceppi virali di SARS-CoV-2. Le sequenze sono state messe a disposizione di tutti, e questo ha permesso di risolvere questo grande problema in tempi molto più rapidi di quello che avremmo potuto fare se questo fosse successo 50 anni fa. Grazie. Buonasera a tutti, un grazie agli organizzatori, al nostro chairman, ai colleghi che mi hanno preceduto e da cui ho imparato molto. Alcuni concetti forse ritorneranno, anche se nel mio intervento, anche se secondo declinazioni piuttosto diverse. Grazie a tutti voi per aver sacrificato il vostro sabato pomeriggio estivo ed essere qui con noi. Allora, come diceva Sandro, viviamo in un'epoca interessante, decisamente. E in questo senso il motto, l'auspicio che dava il titolo alla Biennale d'Arte di Venezia nel 2019, conclusasi giusto un paio di mesi prima che si scatenasse la pandemia, cioè questo "May you live in interesting times", possa vivere in tempi interessanti, possiamo dire che si è pienamente, come dire, compiuto. Per inciso ho scelto di partire da questa frase perché quella che sembra un auspicio, cioè ha un tono un po' ambiguo, noi lo leggiamo come un auspicio, ma spesso questa frase, come dire, è spacciata o circola come una presunta antica maledizione cinese. In realtà non è un'antica maledizione cinese, è un fake. Per
andare invece su un terreno più solido e più scientifico, vorrei ricordare un grande storico del Novecento, un grande medievista del Novecento, anch'io sono una medievista, anche se molto più modestamente, si chiamava Marc Bloch, e all'indomani della Prima Guerra Mondiale, nel 1921, pubblicò delle riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra. E in questo scritto Bloch notava che le epoche più esposte ai grandi turbamenti della vita collettiva, e il nostro millennio appena apertosi dall'attentato alle Torri Gemelle in giù ha già collezionato un discreto numero di turbamenti della vita collettiva. Dicevo, in queste epoche particolarmente, come dire, tormentate, la società è come dire, più restia ad affidarsi alle fonti tradizionalmente considerate più autorevoli, quelle che potremmo dire istituzionali, e invece più propensa ad affidarsi a dicerie, a credenze, trasformando l'opinione più o meno in buona fede del singolo nella convinzione dei molti o dei più. E in questo passaggio, in questa catena di propagazione dal singolo ai più, i fatti spesso, ecco, perdono la loro, diciamo, la loro fisionomia in qualche modo, si deformano, ecco, passando di voce in voce, di scritto in scritto, oggi diremmo di post in post, di tweet in tweet, di meme in meme. E perdendo questa originale fisionomia, i fatti possono appunto degenerare, possono anche generare dei mostri, per esempio le teorie del complotto, ecco, che sono diciamo così frequenti ai giorni d'oggi. È un fenomeno sicuramente interessante e pertinente, però anticipo che non mi addentrerò perché meriterebbe tempi e spazi ad hoc. Come diceva molto bene Carla, la nostra è una società della comunicazione, dell'informazione, viviamo anzi una smania informativa e comunicativa. Un saggio appena pubblicato appunto in Italia del filosofo Han Byung-chul definisce la nostra epoca addirittura una infocrazia. E la comunicazione, l'informazione sono diventate il perno attorno a cui ruota tutto, e in questo mondo, come dire, di bulimia informativa, il rapporto tra fatto e notizia è tutto sbilanciato a favore della seconda, cioè la notizia è più importante del fatto, può prescindere dal fatto, può esistere indipendentemente dal fatto, mentre il contrario non è dato, cioè il fatto senza la notizia non esiste. I confini tra reale e virtuale, lo sappiamo, sono sempre più labili e porosi, e appunto questa smania, frenesia appunto comunicativa e bulimia informativa sembrano eclissare le cose. Cito ancora una volta il filosofo Han Byung-chul, che appunto in un altro appunto saggio parla del mondo delle non cose. Noi ormai viviamo in un mondo, dice, delle non cose, e la lingua da parte sua, come dire, registra e rivela questo cortocircuito, che in primis appunto è un cortocircuito logico, ma appunto anche linguistico, per cui per esempio è parte della nostra quotidianità e del nostro lessico, qualcosa come la realtà virtuale, che è un perfetto esempio di ossimoro, cioè una contraddizione nei termini. Ora, esiste una proporzionalità diretta tra frequenza della comunicazione e frequenza dell'impostura. La nostra, in quanto società della comunicazione, è anche società dell'impostura, la società del falso, dove, attenzione, falso è in realtà un termine polisemico che ha varie declinazioni. Falso è menzogna vera e propria, o diciamo è l'invenzione vera e propria, ma ci sono anche varie forme più ibride, se vogliamo, di falso. Può essere il riuso, l'abuso della storia o della cronaca, l'interpretazione, la rivisitazione, anche l'omissione o l'interpolazione, eccetera. Comunque, ecco, tale è la proliferazione del falso nelle sue varie declinazioni, che noi ci siamo anche dotati di un lessico ad hoc, per lo più di matrice anglosassone. Ecco, qui diciamo, elenco alcuni di questi anglicismi ormai diventati correnti, peraltro anche alcuni di essi sono in fondo degli ossimori. Il primo tra tutti, per esempio, alternative fact. Un fact è un fact, non potrebbe essere alternativo, come così è lo stesso per alternative truth.
Tutto questo peraltro non riguarda solo il mondo dell'informazione stricto sensu, ma è qualcosa di pervasivo nella nostra società. Per esempio uno degli eventi artistici più significativi degli ultimi anni, più significativi forse non tanto in termini di qualità se vogliamo, ma di quantità, visto la dovizia diciamo, di mezzi impiegati e visto il gigantismo di questo evento, è stata una mostra, anche questa tenutasi a Venezia nel 2017, del noto artista contemporaneo Damien Hirst, che si intitolava Treasures from the Wreck of the Unbelievable, cioè i tesori dal relitto dell'unbelievable, perché la mostra pretendeva di appunto, portare, diciamo, di rendere visibili ai visitatori le opere, diciamo, riemerse da un presunto relitto di un presunto vascello del I secolo d.C. che guarda caso si chiamava Unbelievable, incredibile. E questi, diciamo, tesori andavano da una statua di Andromeda minacciata da un mostro stranamente simile allo squalo dell'omonimo film di Spielberg, a un Pippo, diciamo, di Walt Disney ricoperto di madrepore, teste di Medusa di varie, diciamo, dimensioni, c'erano veramente tantissime, a statue di Mickey Mouse accuratamente, diciamo, diciamo, riportate alla superficie da dei sommozzatori. E il motto che introduceva il visitatore era questo che vedete, no? Somewhere between lies and truth lies the truth, cioè da qualche parte tra le bugie e la verità c'è la verità. E non a caso quella mostra venne salutata come la perfetta espressione artistica del nostro mondo post-verità, del nostro mondo degli alternative facts, dove appunto una menzogna, se ben confezionata, e questa era molto ben confezionata, può essere spacciata per realtà. Tanto che oggi, a 6 anni dalla mostra di Hirst, ma sembrerebbero molti di più, 6 anni in cui c'è stata un'ulteriore crescita dei social media, per non parlare degli sviluppi più recenti dell'intelligenza artificiale, sarebbe legittimo chiedersi, con questo editoriale di appena poco meno di un mese fa del quotidiano britannico The Observer, non il quotidiano The Guardian, The Observer è il domenicale, il più antico domenicale della storia. Ecco, con questo, diciamo, editoriale potremmo anche noi chiederci se siamo ancora in grado di riconoscere la verità e di maneggiarla, e quale giornalismo è possibile, ecco, nell'epoca degli alternative facts o dell'ascesa dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo che al pari quindi del nostro tanto bistrattato ecosistema naturale, anche l'ecosistema dell'informazione è altamente inquinato da quelle che sempre Mark Bloch definiva le tossine della menzogna. Anzi, in realtà noi parliamo appunto, abbiamo coniato un termine specifico per definire, no, l'ecosistema dell'informazione, che è infosfera. Forse, volendo essere ancora diciamo, più precisi, dovremmo parlare sempre più di iconosfera, perché la nostra informazione, la nostra comunicazione è sempre più basata sull'immagine. Pensiamo ai video dei TikTokers e dei YouTubers, drammaticamente al centro della cronaca di questi giorni, ai memes, agli emojis che diciamo, pullulano i nostri messaggi, anzi talvolta li occupano totalmente, scalzando del tutto le parole. L'Italia, tra l'altro, ha dato un suo contributo ben specifico alla formazione dell'iconosfera. Come ricorderà chi ha visto il film documentario ormai del 2009, anche questo sembra un'epoca fa, un film documentario dal titolo trasparente, Videocracy, videocrazia, e da un sottotitolo ancora più trasparente, cioè Basta apparire. Mi soffermo su questo punto perché non è una questione da poco, cioè la natura iconica della comunicazione ha diciamo, delle conseguenze importanti, perché stimola un'attenzione che è emotiva, cioè la comunicazione iconica corre molto sull'emotività ed è quindi scarsamente riflessiva, scarsamente razionale, e dall'altro però l'immagine tende a imporsi con l'evidenza della realtà indiscutibile.
Ora, di questo inquinamento informativo c'è piena consapevolezza, anzi siamo altamente sensibilizzati al tema della sofisticazione delle informazioni, eppure viviamo questa consapevolezza in modo contraddittorio, cioè da un lato deploriamo, ecco, la manipolazione delle informazioni, eppure contribuiamo attivamente al fenomeno, no? Quindi qualvolta così commentiamo, condividiamo, ripostiamo, ecco, con un semplice click, ormai sincronizzati su tempi di reazione che sono molto molto rapidi e che certamente non facilitano la riflessione e soprattutto la verifica. Verrebbe da dire è la viralità, bellezza. Inoltre, appunto, un'altra contraddizione è che mentre abbiamo maturato un alto tasso di scetticismo verso quelli che potremmo definire i media mainstream, chiamiamoli così, guardiamo invece con maggiore attenzione o con maggiore indulgenza dei media cosiddetti alternativi, e qui virgoletterei assolutamente l'alternativi, cioè i vari social o i blog, eccetera. Questo strabismo, doppiopesismo nel nostro approccio alle fonti dell'informazione, da un lato può essere visto come uno dei tanti sintomi, no, della nostra epoca, dell'insofferenza che la nostra società ha maturato nei confronti di ogni approccio che sia top down, no? Dall'alto verso il basso, perché di contro invece tendiamo ormai in generale come società a privilegiare, a valorizzare un approccio che sia bottom up, cioè un approccio appunto dal basso. E nell'ambito specifico dell'informazione un approccio dal basso dovrebbe apparentemente favorire un presunto accesso diretto a fonti multiple, fonti non filtrate da una redazione, da un editore, per non parlare dei famosissimi e onnipresenti poteri forti. È quella che si chiama la disintermediazione, cioè la riduzione o il tentativo anche di eliminazione di quello che viene ormai percepito come un filtro deformante, rappresentato dalla categoria, alcuni la chiamerebbero casta, di giornalisti ed editori a favore di un giornalismo appunto dal basso, un giornalismo civico, Bauman direbbe un giornalismo liquido, in cui tutti scrivono, parlano, modificano, eccetera. Però attenzione, questo anello intermedio cui si guarda appunto con insofferenza è pur sempre una categoria professionale che ha o dovrebbe avere non solo specifiche competenze ma anche un codice deontologico, nonché diciamo, oneri e responsabilità definite giuridicamente. E quindi erodere o eliminare questo anello intermedio significa erodere anche questo codice deontologico, o quantomeno metterlo in discussione, mettere in discussione questo sistema di responsabilità e di oneri, con conseguenze, credo, inquietanti. Quindi il quadro dell'informazione contemporanea ha senz'altro motivi appunto, cioè, di preoccupazione, rischia di essere un po' soverchiante, però non deve essere così. Intanto se mal comune mezzo gaudio, diciamo che non siamo i primi o i soli nella storia a confrontarci con questo problema. Io sono una medievista e il Medioevo per esempio è stato considerato una gran fiera del falso, perché ha prodotto tanti falsi e continua ad ispirarne, no? Se pensiamo al grande uso e abuso che si fa di Medioevo nella cultura di intrattenimento contemporanea, dal gaming alle serie TV a certa musica metal o folk, eccetera. Inoltre una possibile raccomandazione per non disperdersi nell'infosfera contemporanea potrebbe essere quello di provare ad uscire dalla logica dicotomica, appunto manichea, del vero e del falso, perché le specie discorsive occupano in realtà una vasta zona grigia. Una delle prime e più importanti lezioni impartiteci da Umberto Eco è che ogni atto di semiosi, cioè ogni produzione di segni, comporta necessariamente il rischio del falso, della menzogna, come lo vogliamo chiamare, perché il segno funziona di per sé con un meccanismo di sostitutivo. Il segno sta per qualcos'altro e questo comporta inevitabilmente o intrinsecamente la possibilità dell'inganno. Quando poi mettiamo insieme più segni per costruire un testo, e qui il testo anche lì può essere un testo
non soltanto il testo letterario, ma un testo iconografico, musicale, eccetera. Il testo è comunque il risultato di un montaggio consapevole o meno, da parte di, come dire, di una certa società, di un certo luogo, di un certo tempo. Un altro grande medievista del Novecento, un altro grande storico medievista, Jacques Le Goff, ammoniva per esempio che il documento non è mai innocuo o neutro, né tantomeno esiste un documento verità. Al contrario, il documento, lui dice, è monumento, cioè oggetto storico, e in quanto tale è potenzialmente suscettibile di storpiature, alterazioni, cioè potenzialmente è menzogna. Ora, se prendessimo, diciamo, alla lettera quanto dice Le Goff, ecco, potremmo essere indotti alla resa di fronte a questo falso che diciamo, che si annida dappertutto, no? E che sembra inficiare ogni atto comunicativo. In realtà non è così, cioè nel senso che disponiamo di antidoti. Le Goff, vedete, conclude Sornione dicendo lo storico che non deve fare l'ingenuo. Ora, certamente non tutti noi possiamo essere storici, disporre delle competenze metodologiche di uno storico, però forse più realisticamente si può pensare a quella che insomma, il buon Umberto Eco chiamava una media education, cioè una formazione all'uso dei media che educhi il cittadino a sottoporre qualunque messaggio a quello che, sempre Eco, sono parole testuali sue, definiva una sorta di interrogatorio incrociato. E qui, diciamo, io sono sicuramente dichiaratamente di parte, ma diciamo, la mia proposta è che di questa media education faccia senz'altro parte la filologia, perché ecco, la filologia è una disciplina che è metodologicamente molto ben attrezzata, direi, per compiere questo interrogatorio incrociato di cui diceva Eco. Ecco, io sono di parte e certamente la mia voce è minima, ma un personaggio sicuramente più autorevole di me, che era Friedrich Schlegel, uno dei grandi padri del romanticismo tedesco, che a lungo si è interrogato del rapporto tra filosofia e filologia, nonché tra filologia e storia, diceva che per esempio la filologia sviluppa a regola d'arte la disposizione critica dell'uomo, e quindi direi che può tornarci utile, perché la filologia nella sua principale articolazione, che è la critica testuale, compie un'analisi critico-comparativa delle attestazioni del testo, ovvero delle varie forme che il testo ha assunto nel suo viaggio nel tempo e nello spazio. Ora, per cercare questa analisi comparativa delle attestazioni del testo è volta a cercare di compiere a ritroso questo viaggio, di ricostruirne le tappe a ritroso per provare a recuperare per quanto possibile, nel modo diciamo, migliore possibile, lo stadio originale del testo, quindi recuperare il messaggio appunto originale. Ora, se proviamo a tradurre tutto questo nell'ambito dell'informazione contemporanea, noi ecco, sappiamo bene, no, che data una notizia, questa notizia ci può essere raccontata in modi diversi, ci possono essere tante modalità di storytelling appunto di una notizia, e queste diverse modalità ci rivelano poi i diversi orientamenti editoriali, le diverse posture delle diverse testate giornalistiche o comunque delle fonti di informazione che stiamo consultando. E quindi il compito di noi lettori, di noi fruitori della notizia, dovrebbe essere quello di provare a districarsi tra le diverse versioni della notizia, appunto confrontandole, per provare a capire meglio la natura reale di quella notizia e formarci una nostra opinione più consapevole in merito. Ricollegandoci appunto alla lezione di Jacques Le Goff, la filologia, che non è storia, però è disciplina storica, insegna che il documento, io direi il testo, è monumento, cioè è oggetto storico, è prodotto di un contesto, ecco, ritorna un termine, diciamo una keyword dell'intervento di Carla, cioè il testo è il prodotto, ecco, di una certa società, di un certo tempo, di un certo luogo, e si muove nel tempo, tant'è vero che un grande filologo italiano, Contini, non parlava semplicemente di testo, ma aggiungeva
questa parola chiave per noi, un appendice, parlava di testo nel tempo, proprio a ribadire la natura storica del testo. E quindi il testo in quanto oggetto storico è qualcosa di intrinsecamente mobile, dinamico e quindi modificabile. Per sopravvivere, per diffondersi, il testo viene inevitabilmente modificato a uso e consumo dei diversi luoghi, tempi, società presso cui approda. E le alterazioni del testo quindi sono effetto della sua osmosi con il contesto, della sua permeabilità al contesto. E quindi non lo dobbiamo tanto vedere come una patologia del testo, ma una fisiologia, non sono l'eccezione, ma se vogliamo sono la regola. E questo è avvenuto nel passato, tanti testi del passato hanno circolato subendo ogni sorta di reinterpretazione, talvolta vere e proprie storpiature o forzature ideologiche del tutto incongrue rispetto all'origine, possiamo dire, del testo. Ma avviene anche nel presente, questo lo tocchiamo con mano da lettori un po' di giornali. E quindi insisto un po' su questo punto perché dal mio punto di vista considerare il testo come oggetto storico, come fa la filologia, come insegna la filologia, è forse il modo migliore per approcciarsi al testo, perché è il modo più rispettoso della natura del testo, ma è anche il migliore antidoto contro vari ismi, negazionismi, revisionismi, complottismi, cancel culture, come ci ricorda il solito eco. Oggi le tecnologie avanzate di cui disponiamo e le tutele giuridiche di cui il testo gode potrebbero ingenerare invece la convinzione che il testo in realtà non ha poi questa mobilità. Il testo è quello che è fisso, è definito, ogni copia è esattamente uguale a un'altra e tutte sono uguali all'originale e l'autore ha un'identità ben precisa. Così ci ha già abituato la stampa da secoli, no? Però pensiamo per esempio al nostro romanzo nazionale, I Promessi Sposi, con le sue varie stesure, con 2 edizioni a stampa, una negli anni 20, l'altra negli anni 40, la famosa quarantana che avrebbe dovuto essere l'edizione definitiva. È l'edizione definitiva, però Manzoni sappiamo continuava a intervenire anche nella fase della stampa, a modificare, a rivedere, a perfezionare appunto il testo. In tempi più vicini a noi pensiamo agli editors, ai ghostwriters o alle figure diciamo non ben identificate che fanno lo staff degli uffici stampa di tanti personaggi pubblici, di tanti enti o istituzioni, per non parlare ecco, del file sharing, delle possibilità di editing dei media digitali e ultimo ma non ultimo l'intelligenza artificiale con la sua capacità straordinaria, almeno quantitativamente, di produrre testi a partire da archivi sempre più ampi. Ecco, se pensiamo a tutto questo, converremo che forse le cose non sono così chiare, così ben definite, anche concetti che tenderemmo a dare per scontato, come quello di autore, di originale, sono in realtà più complessi e sfuggenti e richiedono una costante verifica. Quindi essere un po' filologi alla fine vuol dire questo, cioè significa ripensare criticamente, come ci invitava a fare Schlegel, a concetti come autore, origine del testo, nonché al rapporto dei testi con i loro vari contesti, quello di appartenenza e quelli in cui via via il testo si è trovato a vivere. Certamente questo tipo di approccio richiede un po' di impegno, mettiamola così, certamente non è perfettamente sincronizzato sulla rapidità a cui siamo abituati ormai, richiede un po' di tempo, di energia, di attenzione. E in effetti una delle cose che può far apparire la filologia una disciplina francamente démodé, lo dico da sola, sono i suoi tempi lunghi. Anch'io, vedete, mi sto dilungando, perdonatemi. Un altro grande filosofo che si è tanto occupato di filologia, Friedrich Nietzsche, diceva proprio questo della filologia, cioè la filologia è un'arte lenta e che richiede al suo cultore di farsi da parte per non sovrapporsi al testo e lasciar parlare il testo. Ecco, se ci pensate, è una disciplina
che ha tempi lunghi, che è lenta, dichiaratamente lenta, e che chiede al suo cultore di farsi da parte, sembra quanto di più incompatibile con i tempi moderni che, diciamo, che sia immaginabile, diciamo, perché noi viviamo nella velocità, viviamo nel narcisismo, viviamo tra gli anacronismi. E quindi questo rispetto, diciamo, per il testo non è così scontato. E da qui ecco quindi una certa, come dire, difficoltà che il metodo filologico lato sensu può presentare. Però d'altra parte, magari, ecco, sempre io che sono di parte, dico che forse ne può valere la pena, nel senso che l'alternativa potrebbe, altrimenti sarebbe che quegli interesting times ci travolgano un po' e diventi allora quella frase da cui siamo partiti, il may you live in interesting times, possa davvero trasformarsi più che in un auspicio, in una maledizione, cinese o meno. Quindi diciamo, rischiamo quindi di subire in qualche modo questa infosfera bulimica senza essere in grado di decodificarla, accontentandoci delle semplificazioni degli slogan correnti, dei tweet di tendenza, di opinioni preconfezionate. Concludo davvero lasciando l'ultima parola a, diciamo, a qualcuno che, vi sarete accorti, è stato costantemente con noi in questa chiacchierata, che mi fa sempre piacere ricordare. Ecco, Umberto Eco all'indomani della pubblicazione del suo penultimo romanzo, Il cimitero di Praga, siamo alla fine del 2011, Il cimitero di Praga è un romanzo in cui Eco torna su temi a lui molto cari, la forza del falso, le teorie del complotto, eccetera. Ecco, in questa intervista che Eco rilascia a proposito appunto del suo nuovo romanzo, dichiara questa, diciamo, fa questa dichiarazione molto forte, secondo me, non è vero che effettivamente è stata scelta per intitolare questa intervista. Cioè, Eco dice: le persone sono stanche delle cose semplici, le persone vogliono essere sfidate. Ecco, questa dichiarazione di Eco mi colpì allora e mi colpisce ancora di più oggi come una grande dichiarazione di ottimismo, un ottimismo che confesso nella mia veste di docente o più in generale nella mia veste anche di cittadina, di semplice lettrice di giornali, soprattutto in questi anni, è un ottimismo che non mi sono sentita di condividere. Ho sempre sentita di condividere, però poi mi dico che Eco era Eco, il suo sguardo acutissimo di interprete del nostro tempo vede straordinariamente al di là di quanto possa vedere io con la mia miopia, e quindi penso che senz'altro alla fine avrà ragione lui e noi potremo e vorremmo raccogliere la sfida dei nostri interesting times. Vi ringrazio.